Via. Auguri di un Santo Natale. Voglio entrare con discrezione nelle vostre case per darvi l'augurio più bello che tutti desideriamo ricevere e che desideriamo dare a tutti. Quest'anno vorrei che lo sguardo si posasse sul presepe. Sono 800 anni da quando San Francesco a Greccio ha inventato una maniera nuova di vivere il presepe, quello vivente. Dice il suo primo biografo, Tommaso da Celano, che egli ha voluto così ricostruire il luogo nel quale Cristo ha patito il disagio di una nascita nella povertà, perché non c'era posto per lui e la sua famiglia in un albergo. San Francesco ha voluto contemplare i disagi che il neonato di Betlemme ha patito e così ci ha insegnato a guardare Dio nella sua debolezza, quella sua debolezza che ci restituisce l'immagine vera di Dio, un Dio che si è fatto uomo per essere vicino ad ogni uomo, per salvare ogni uomo. Colui che comincia da Betlemme sarà colui che salirà sulla croce ma passerà in mezzo a peccatori, prostitute, uomini che hanno bisogno della sua guarigione. Il Verbo di Dio si è fatto carne, ma Gesù con i suoi disagi purifica il nostro sguardo e ci insegna anche a guardare i disagi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, di quelli della nostra città di Catania, e non posso non pensare a quella donna che alcuni giorni fa ha subito l'incendio nel quartiere di San Berillo. Non posso non pensare alle tante persone che in maniera dignitosa soffrono per la loro povertà, per le violenze che forse ricevono, che sentano un moto di riconoscimento della loro dignità. Non posso non pensare alle persone che vivono nella precarietà. Noi che guardiamo i disagi della grotta di Betlemme dobbiamo sentirci interpellati dai disagi dei nostri fratelli e mettere in atto quegli atteggiamenti di carità che non sono solo il buon sentimento del Natale, ma di ogni giorno. Un Santo Natale a tutti, che il nostro sguardo venga quasi purificato nella mangiatoia di Betlemme, lì dove il Signore si è fatto vicino ad ogni uomo.